io volevo presentare il professor Boncinelli come un traditore. Ahimè, lui in parte mi ha già svelato un po' questa cosa. Perché un traditore? Lo si conosce come genetista. In effetti il professor Boncinelli nasce come fisico e grazie al cielo che la fisica l'ha tradita per diventare biologo, portando magari via un po' il lavoro a tanti altri biologi di belle speranze ma di meno concretezza. Biologo di fama internazionale perché è riuscito a individuare, a caratterizzare una famiglia di geni che si chiamano geni omeotici, dai quali si è capito che dipende lo sviluppo embrionale degli organismi. Quindi una serie di geni molto importanti, ne ha individuati 40 all'interno del corpo e 4 che sono attivi nel cervello. Poi volevo presentare il professor Boncinelli come un avventuriero, proprio perché è andato a caccia di questi geni ed è riuscito nel suo intento. In realtà noi l'abbiamo qui questa sera come grandissimo divulgatore. Voi sapete che ha lavorato al CNR, ha lavorato all'ospedale San Raffaele di Milano, attualmente insegna neurobiologia all'ospedale Vita e Salute sempre di Milano e circa 10 anni fa è stato direttore della SISSA, la Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste, dove ho avuto la fortuna di conoscerlo perché all'epoca io lavoravo lì. Quindi ci siamo conosciuti in quella circostanza e devo dire che da allora la nostra amicizia, vorrei dire, è rimasta inalterata, quindi sono molto contenta di poterlo spingere a chiacchierare per voi su un tema che sicuramente è molto affascinante perché la mente è una cosa che abbiamo tutti, oltre a un cervello più o meno ben funzionante, e quindi la mente, così come gli alimenti, così come altri argomenti che in qualche modo ruotano attorno alla salute e attorno al nostro benessere, sono sicuramente temi che ci incuriosiscono, ci affascinano e tante volte anche ci spaventano. Di che cosa parleremo questa sera? Di uno dei 33 libri che il professor Boncinelli ha scritto in circa 15 anni di attività, quindi non è una fatica da poco. Questo è il terzultimo libro, così mi dicono dalla regia, perché io ero rimasta un po' indietro, pensavo fosse il penultimo, invece è il terzultimo, l'avrete sicuramente visto, forse qualcuno di voi l'ha anche letto. Si chiama La vita della nostra mente ed è in realtà un libro densissimo, una lunghissima carrellata non solo sugli aspetti, diciamo, fisiologici del cervello, ma anche su quelli più impalpabili che riguardano la mente, che riguardano quella cosa più difficilmente inquadrabile che è la somma dei nostri pensieri, delle emozioni, delle intuizioni, del nostro essere soggetti pensanti, raziocinanti. Al termine di questa chiacchierata io credo che ci saranno delle domande, quindi vi invito a tenere così a freno, ad annotarvele se ne avete tante, perché poi sarà sicuramente piacevole fare una chiacchierata con chi di voi avrà il coraggio così di esporsi. Non sempre succede, almeno a Trieste è molto raro che il pubblico faccia domande. Comunque vi auguro una buona serata e io comincerei col chiedere al professor Boncinelli, proprio cercherei un po' di ripercorrere almeno i primi capitoli di questo libro che io ho letto con molto piacere, devo dire mancava la mia collezione, quindi me lo sono dovuta comprare di recente proprio per questa serata, ma è stato un piacere. Una cosa che io mi sono spesso chiesta quando, così, parlando del cervello e della mente, il cervello sappiamo com'è, c'è i due emisferi, le circonvoluzioni, è una cosa molto familiare, la mente invece è sicuramente più inafferrabile. Sappiamo che incomincia a svilupparsi prestissimo dopo la nascita del bambino, ma che cosa succede durante la vita fetale? Cioè durante la vita fetale il feto si sviluppa secondo una sequenza ben precisa. Possiamo dire che già possiede una mente o è un azzardo un po', secondo lei, professore? Dipende sempre, mi sentite? Dipende sempre dalla definizione delle parole, perché spesso si litiga semplicemente perché si dà alla stessa parola due o più significati diversi. La definizione, diciamo, pratica che do io della mente è l'insieme delle attività cerebrali superiori. L'insieme delle attività cerebrali è perché la mente nasce dal fatto che il cervello funziona. Superiori perché? Perché noi siamo un po' snob. Per esempio, seguire il volo di un uccello o di una palla da ping pong è un'operazione complicatissima che il nostro cervello fa con grande fatica ed è difficilissimo farlo fare a un computer. Però noi non la chiamiamo mente quella, ci pare un troppo di bassa lega. Noi chiamiamo mente quello che sta al di sopra di questo livello, quindi i ricordi, le associazioni, l'immaginazione e compagnia bella. Quindi, data una definizione così di lavoro
come l'insieme delle attività cerebrali superiori può cominciare appena il cervello funziona di fatto. Il cervello si forma abbastanza presto, è uno degli organi che si forma prima, alla terza settimana già c'è, comincia ad avere un elettroencefalogramma un po' dopo, ma noi non sappiamo se l'elettroencefalogramma è direttamente il segnale di un'attività cerebrale. Però diciamo grosso modo che già al quinto mese si può pensare che il cervello funzioni, a modo suo naturalmente, non c'è nessuna consapevolezza, non ci sono ricordi, però direi che a modo suo già funziona. E poi noi nasciamo, dopo questi 9 mesi di gestazione in cui tutti gli organi si strutturano, veniamo al mondo che siamo un po' una tabula rasa, però dobbiamo ancora imparare tutto. Però nel suo libro fa una similitudine che mi piace, anche se io non sono proprio una tecnicissima e non amo molto i computer. Il professor Boncini dice che veniamo al mondo con un hardware che poi viene arricchito da un software che è dato dalle nostre esperienze di vita, o meglio da un insieme di elementi che sono la parte genetica, quindi il corredo di geni con cui veniamo al mondo, l'esperienza e anche un fattore di casualità. Ecco, in questo miscuglio che costituisce il nostro software, lei a che cosa darebbe il peso maggiore? Alla genetica, agli eventi a cui andiamo incontro casualmente o all'ambiente in cui nasciamo, quindi agli stimoli, al buon cibo, alle cure materne? Questa è veramente questione di gusti. Ognuno ha i suoi gusti e ho incontrato di tutto nella vita mia. Prevalenza ai geni non la dà nessuno, per dire la verità, perché non ci stanno simpatici. In genere si dà prevalenza all'ambiente. Voglio dire però una parola a proposito dell'hardware che nasce incompleto. Gli animali inferiori nascono e sanno già fare tutto. Via via che si sale nella scala evolutiva, uno dei prezzi pagati per essere complicati è che si nasce cuccioli, cioè si nasce immaturi. Si può stare 2 ore, si può stare 2 giorni, si può stare 2 mesi, si può stare 5-6 anni o anche 30 come oggi, come fanno gli esseri umani, cuccioli. Ecco, questo è un fatto molto importante e deriva dal fatto che noi abbiamo un cervellone enorme, quindi un cranio enorme. Se nascessimo col cervello perfettamente sviluppato, ogni parto sarebbe una roulette rossa. Questo non è possibile. Quindi la natura ha rallentato tremendamente lo sviluppo del nostro cervello. Noi nasciamo con un cervello che è 1/4 di quello che sarà quando saremo adulti, mentre anche semplicemente uno scimpanzé che ci somiglia tanto già è il 70% di quello che sarà da adulto. Quindi noi nasciamo col cervello largamente incompleto, lo completiamo dopo la nascita, ma la cosa bella è che lo completiamo a occhi aperti, a orecchi aperti, a dita pronte a tastare, a toccare, a provare. Quindi molte delle cognizioni che noi abbiamo da adulti, invece di essersi infilate nel cervello, si sono stampate, perché le abbiamo apprese quando il cervello era ancora in fili, come se appunto il software di un computer trasformasse nei primi anni, nei primi mesi di uso, l'hardware del computer. Questo ci dà uno svantaggio tremendo, perché da piccini non sappiamo fare nulla, ma un vantaggio tremendo perché per esempio la prima lingua o tutte le cose che abbiamo imparato nei primi 2 o 3 anni di vita non ce li dimenticheremo mai più. Anche un vecchio vecchione molto malato non si scorderà mai le prime cose che ha imparato da bambino, perché fanno parte integrante delle sue circonvoluzioni cerebrali. Quindi questo processo, che ha un nome che si chiama fetalizzazione, ha secondo me permesso quel strano fenomeno inusitato che è l'evoluzione culturale, oltre all'evoluzione biologica che hanno tutti gli esseri viventi. Per quanto riguarda le 3 fonti di tutte le nostre facoltà, per dire la verità, ma siccome stiamo parlando della mente, della nostra caratteristica mentale,
ci sono i geni che dall'inizio sono soli, quindi fanno tutto loro. Poi c'è quello che ci succede intorno, cosa mangiamo, cosa non mangiamo, le malattie che abbiamo avuto, quelle che non abbiamo avuto, le persone che abbiamo conosciuto e poi anche l'istruzione. Quello che è emerso negli ultimi 20-25 anni, ma non lo dice nessuno, è che l'influenza dei geni più l'influenza dell'ambiente non fanno mai 100%. Quindi c'è ancora un largo margine, 20, 25, 30, che non è spiegabile né come geni né come ambiente. E questo naturalmente è una delle tante cose alle quali non si aveva prestato abbastanza attenzione. Noi siamo tutti diversi, anche all'interno della stessa famiglia, anche figli degli stessi genitori, un po' per i geni, un po' per la vita e molto per queste forze che in mancanza di una definizione migliore io chiamo casuali, che sono quello che è successo effettivamente dentro di noi, perché per esempio un certo neurone si poteva attaccare a sinistra, si poteva attaccare a destra, in mancanza di un'indicazione precisa si attacca a caso perché comunque si deve attaccare. E quindi sono tutte quelle asimmetrie che spiegano, per esempio, mutatis mutantis, perché anche i gemelli identici hanno le impronte digitali diverse, perché nel portare a termine le circonvoluzioni della punta delle dita c'è stata una serie di eventi casuali che sono andati in maniera imprevedibile. Ecco, questo cervellone che lei diceva pochi minuti fa, questo cervellone mi fa sempre venire in mente, non so se ve lo ricordate, quel film di fantascienza Mars Attacks in cui c'erano questi marziani col cervello che spuntava fuori, che però in realtà erano stupidissimi e praticamente privi di parola. Questo cervellone che noi ci ritroviamo è così bravo a fare tutto quello che ci rende umani, perché possiede una cosa che ci differenzia dai mammiferi inferiori e da tutti gli invertebrati, cioè possiede la corteccia cerebrale. Ci dà qualche limite, qualche punto di riferimento su che cos'è la corteccia e come si comporta? Ma il cervello è fatto di diverse parti. Gli animali inferiori ce ne hanno alcune, noi ce le abbiamo tutte perché non è che le abbiamo perse durante l'evoluzione. Però con i mammiferi è arrivata una nuova presenza, che è appunto la corteccia, uno straterello di cellule all'esterno del cervello. Nei primi roditori, nei primi insettivori è una cosa insignificante, in un topo è una questione di 2 millimetri, nell'essere umano è cresciuta talmente tanto che copre completamente il cervello. Quindi se voi vedete un cervello umano vedete solo la corteccia, non che dentro non ci sia nulla, dentro c'è tutto il resto, però la corteccia è cresciuta estendendosi e quindi di fatto ha ricoperto tutto il cervello. Quasi tutto quello che avviene nella nostra testa passa per la corteccia, quasi, perché alcune cose per esempio non passano, alcuni riflessi, ma in realtà quasi tutto passa per la corteccia. Cosa succede nella corteccia? Non è facile da dire. Non è facile da dire perché c'è una regione, per esempio qua dietro, che elabora gli stimoli visivi e si chiama, guarda caso, corteccia visiva. C'è una regione qua che elabora gli stimoli uditivi e si chiama corteccia visiva. C'è qua nel mezzo una zona somatosensoria che sente quello che succede nelle varie parti del cervello e una zona motoria. Tutto il resto della corteccia, soprattutto la metà anteriore, non c'ha obblighi, non c'ha compiti, non c'ha funzioni. Quindi o facciamo l'ipotesi che non faccia nulla, ma è un'ipotesi che non sta nel cielo e in terra, oppure, come dire, fa associazioni. Buona parte della nostra corteccia fa associazioni, mette in connessione cose che al limite domani diventano un pensiero, diventano un'idea, diventano una produzione. Quindi noi abbiamo una grande corteccia, ma soprattutto abbiamo una grande corteccia frontale, che qualcuno non so perché chiama prefrontale, come se stesse qua,
la quale, libera da obblighi, diciamo, materiali, fa il pensiero. Ecco, il pensiero è, qualunque cosa intendiamo per pensiero, è il prodotto della corteccia frontale.